È il più giovane dei 70 in Sala d'Ercole, ma anche il più ricco dei deputati all'Ars. Il forzista Luigi Genovese, secondo l'elenco dei redditi pubblicati sul sito dell'Assemblea regionale siciliana, nel 2018 ha dichiarato quasi 278.000 euro lordi e si pone al primo posto dell'elenco dei deputati Paperoni. Tra i redditi dichiarati dai vari parlamentari all'Ars, Forza Italia risulta essere il partito più ricco. Agli ultimi posti della classifica dei deputati troviamo Elena Pagana e Luigi Sunseri del Movimento 5 Stelle e Antonio Catalfamo di Fratelli d'Italia, che dichiarano un reddito complessivo di appena 3.175 euro. Ma vediamo adesso insieme tra gli agrigentini chi è il deputato che più ha guadagnato nel 2018. Il primo posto è dell'azzurro Riccardo Gallo, che con 99.540 euro stacca di poco il licatese Carmelo Pullara, in forza a Popolari Autonomisti, che dichiara 97.122 euro. Terza posizione per il vicepresidente dell'Ars, Roberto Di Mauro, con un reddito pari a 83.873 euro. Quarto posto per il sindaco di Montevago, Margherita La Roccaruvolo, il deputato dell'UDC, dichiara 71.827 euro. Seguono gli eletti tra le fila del Movimento 5 Stelle, Matteo Mangiacavallo con un reddito dichiarato di 68.583 euro e il favarese Giovanni Di Caro con 51.453 euro. Chiudono la classifica agrigentina il democratico Michele Catanzaro, 41.438 euro, e Giussi Savarino dell'ala Diventerà Bellissima che ha dichiarato 3.760 euro.